Buongiorno, ben ritrovati con le redazioni di Focus TG. Daremo cronaca, ma ovviamente dalle 13:30 in poi partiremo con lo speciale elezioni per sapere in giornata ovviamente quali saranno stati i 50 sindaci votati dai veneti per le elezioni amministrative. Sono stati chiamati alle urne 520.000 elettori per 50 comuni che andavano a rinnovare il sindaco e il consiglio comunale, quindi già da adesso daremo qualche notizia, ma poi parleremo anche di cronaca, perché vediamo ci sono dei fatti sulla prima pagina del Gazzettino. Vediamo uno dei titoli di cui ci occuperemo: si tuffa nel torrente con gli amici e non riemerge. Il corpo del quindicenne trovato nella notte sul fondale, successo a Zimella. E poi a Nervesa della Battaglia, auto esce di strada e finisce nel fosso, poi prende fuoco, un morto e un 31enne ferito, con la Pontebana chiusa per ore. Allora arriveremo alle 13:30 come sempre con il nostro telegiornale, poi dalle 13:30 inizia lo speciale elezioni. Non potremo parlare dei partiti, dei candidati e dei risultati fino alle 15, ma daremo le notizie che saremo autorizzati a darvi, perché le urne saranno ancora aperte fino alle 15 e quindi vedremo anche per esempio l'affluenza. Adesso con il nostro regista Francesco Ceron vediamo, tanto per iniziare, l'affluenza a Venezia. Era pronto un grafico. Affluenza alle urne parziale: domenica alle 23 avevano votato il 41,8%. Come sapete i candidati sono Andrea Martella e Simone Venturini. Vediamo il calo dell'affluenza parziale, perché alle precedenti comunali era 46,1%. E si conferma appunto questo calo. Sono per dare dei numeri: 84.283 elettori su 201.713, pari appunto al 41,78%. Per le elezioni circoscrizionali votati sono stati 84.273 su 201.713. Nel 2020 alla stessa ora aveva votato, come vi dicevamo, il 46,10% degli elettori, quindi un netto calo. Nei 51 comuni del Veneto per i quali si vota, l'affluenza complessiva alle ore 23 è del 41,87 rispetto al 48,89 del 2020. Questo è il dato relativo all'affluenza complessiva nei 51 comuni. 9 i comuni al voto in provincia di Belluno. Già nella serata di ieri è arrivata la certezza del primo sindaco eletto. Vediamo. Il suo avversario era il quorum del 40%, scollinato ancora nella serata della domenica, visto che a Valle di Cadore aveva già votato il 43,96% degli aventi diritto. Parliamo di Franco Del Fabro, che era l'unico ad essere in lizza per guidare il comune e che quindi è il nuovo sindaco di Valle di Cadore. Avevamo scelto consapevolmente di non presentare liste civetta, quindi sapevamo che la nostra sfida era col quorum. Abbiamo chiaramente auspicato un voto da parte della cittadinanza, lasciando comunque liberi tutti di scegliere anche l'alternativa del commissariamento. Classe 1972, Del Fabro è vice caporeparto pianificazione generale dello Stato Maggiore dell'Esercito ed è nell'area che a breve possa essere promosso capo di Stato Maggiore del Comando Truppe Alpine a Bolzano. Nel suo programma 3 i primi nodi da sciogliere. Visto quali sono i problemi da affrontare nell'immediato, uno potrebbe pensare che quello del trasporto scolastico sia un problema marginale, invece è il problema in questo momento. Gran parte della cittadinanza ce l'ha segnalato come una difficoltà oggettiva delle famiglie, quindi noi l'abbiamo messa in cima alla nostra agenda. Il secondo aspetto riguarda la sicurezza legata alla viabilità principale e alla viabilità secondaria, attraversamenti pedonali e marciapiedi.
e dar modo anche prima dell'inizio della stagione estiva di curare il decoro urbano attraverso gli sfalci, la pulizia delle aree comuni. Quindi diciamo questi sono i primi 3 interventi a cui intendiamo dare seguito una volta insediati. La nuova amministrazione raccoglie in eredità un territorio che da poco, e grazie alle Olimpiadi invernali, si giova di un traforo che finalmente libera il centro dalla pressione di un traffico che era diventato assolutamente insostenibile. Adesso che la galleria è chiusa per un intervento programmato per completare i lavori, stiamo toccando con mano quanto sia importante l'opera. La galleria ha sicuramente giovato al paese, dovremmo essere bravi però a pensare a adattare poi il nuovo paese con la galleria, perché si tratta di ripensarlo completamente, a partire dalla valorizzazione della borgata storica a un utilizzo più razionale degli spazi e anche delle opportunità che la galleria crea. In regia Francesco Ceron con Andrea Basso, vediamo ancora, si vota come vi dicevamo fino alle 15, ma intanto possiamo vedere come sono andate le cose per quanto riguarda l'affluenza nell'intera provincia di Padova. Sentiamo. In Veneto c'è già un comune che dovrebbe avere il sindaco e si tratta di Masi, 1800 abitanti, al confine con le province di Verona e Rovigo, dove c'era un solo candidato. Lo scoglio era arrivare al quorum del 40% di votanti, obiettivo raggiunto e superato con il 49% rilevato alle 23 di domenica sera, comunque oltre 6 punti in meno delle elezioni precedenti. Il candidato sarà ufficialmente sindaco però solo dopo la fine degli scrutini e con la proclamazione del Ministero dell'Interno. Prossimo obiettivo di Masi, tra l'altro, è quello della fusione con il piccolo comune confinante di Castelbaldo, 1400 anime. Più in generale in Veneto alle 23 di domenica l'affluenza era del 41,87%, ben 7 punti in meno della tornata precedente. Guardando la provincia di Padova invece 43% l'affluenza delle 23 di domenica con un calo di oltre 10 punti. A Campodarsego il crollo più clamoroso, alle urne solo il 34% di elettori alle 23 di domenica, 19 punti in meno, mentre hanno sfiorato il 50% Bovolenta, Carmignano di Brenta, Castelbaldo e Masi, già citato, che nonostante l'unica candidata ha anche l'affluenza più alta della provincia. Nel Padovano erano 89.000 i cittadini chiamati alle urne per un totale di 29 candidati, 43 liste. Una curiosità riguarda i 2 comuni più grandi nei quali i sindaci sono stati eletti consiglieri regionali e hanno dovuto dimettersi. Monselice può andare al ballottaggio, mentre ad Albignasego, l'altro comune con più di 15.000 abitanti, l'eventualità è remota, essendoci già solo 2 candidati. Si andrà al ballottaggio se uno dei 2 non raggiungerà il 50% più un voto o se ci sarà parità assoluta al primo turno. Servizio di Federico Fusetti, vi dicevo dalle 13.30 lo speciale elezioni su Rete Veneta e nella fascia che va praticamente dalle 13.30 alle 15, cioè fino alla chiusura delle urne, avremo tra un collegamento e l'altro con le nostre troupe nelle sedi dei partiti anche 2 grandi musicisti, Paolo Tagliamento, un violinista veneto di fama internazionale, e Diego Basso, direttore d'orchestra conosciutissimo, recente la direzione del concerto dei Pooh per i 60 anni della band di Red Canziani e degli altri Pooh all'Arena di Verona. E sono stati aperti i seggi ovviamente a Castelfranco, l'unico comune trevigiano dove nel caso nessuno raggiunga il 50+1 delle preferenze si andrà al ballottaggio. Sono 32 le sezioni elettorali aperte a Castelfranco, dove i cittadini sono chiamati ad eleggere il nuovo sindaco. Nella città del Giorgione, come negli altri 5 comuni dove si vota, Ponzano, Silea, Ponte di Piave, Chiarano e Vidor, le urne restano aperte oggi fino alle 23, mentre domani si vota dalle 7 alle 15. Essendo Castelfranco l'unico comune sopra i 15.000 abitanti, sarà anche l'unico dove si andrà al ballottaggio nel caso nessuno dei candidati raggiunga il 50+1 delle preferenze. Negli altri comuni il sindaco sarà eletto al primo turno con maggioranza semplice dei voti. Abbiamo aperto il seggio alle 7 di questa mattina, il primo votante è arrivato circa attorno alle 8
e poi insomma è stato fluido. C'è una buona affluenza e non ci sono stati intoppi, difficoltà, sta procedendo tutto liscio e sereno. È un orario tra l'altro fantastico perché non ho trovato nessuno, fatto veloce, però devo dire molto ben organizzati e avevo le idee chiare, questa volta avevo le idee chiare. Votare è sempre un diritto, lo ha sempre fatto, qualche volta si è tirata indietro? Devo dire che qualche volta ho mancato proprio per il fatto che non avevo le idee chiare e quindi ho preferito non andare. È una votazione importante per la nostra città che ha tanto bisogno di essere risollevata. L'unico problema è stato per qualche anziano il cambio di sede del seggio numero 9, trasferito dalla casa di riposo in via Ospedale numero 12 alle scuole Giorgione di via Volta. Mi hanno detto, abbiamo trovato gente che tornava indietro e ha detto qui non si vota più, dovete portarvi verso la scuola media là. È un problema? No, è per lei che magari fa fatica a arrivarci. Per il resto tutto facile e veloce. Tutto tranquillo, c'è in questo momento un momento tranquillo anche al seggio, anche la parte pratica è molto semplice. Tranquillissima, sicura di quello che faccio, un dovere e un diritto. 520.000 i veneti chiamati alle urne, sono ovviamente gli aventi diritto al voto, avete visto l'affluenza bassa, siamo sotto il 50% di gran lunga, si spera che si possa almeno superare questa soglia, ma l'astensione è un problema che continua ad aggravarsi anche in elezioni dirette dove si può votare per il proprio sindaco, non come i parlamentari dove sei costretto a vederti rifilare quelli del listino bloccato. Andiamo alla cronaca, come vi dicevo in apertura è stato recuperato alle 18:30 di ieri sera senza vita nelle acque del torrente Gua a Zimella in provincia di Verona il corpo di un ragazzo di appena 15 anni che risultava disperso da alcune ore prima. Il giovane stava trascorrendo il pomeriggio con alcuni amici facendo il bagno. Secondo le prime ricostruzioni, durante alcuni tuffi nella zona del vecchio mulino il ragazzo non sarebbe più riemerso. Sul posto i vigili del fuoco, del distaccamento di Caldiero, i soccorritori fluviali da Verona con un gommone, i cinofili, i sommozzatori che sono arrivati da Venezia. Il quindicenne è stato localizzato in serata attorno alle 23 sul fondale a circa 2 metri di profondità e trasportato a riva. C'erano anche i carabinieri, il personale sanitario del SUEM 118 e il sindaco di Zimella. Alle 23 circa di ieri sera in via Foscarini a Nervesa della Battaglia si è verificato un incidente stradale con esiti mortali per il passeggero di un'autovettura che era uscita di strada. Dai primi accertamenti avviati dai carabinieri sembra che una Toyota Auris ibrida condotta da un 31enne padovano al termine di un sorpasso abbia sbandato finendo la sua corsa fuori dalla carreggiata e poi incendiandosi subito dopo l'impatto. Il conducente è stato estratto vivo dalle lamiere mentre il passeggero che era al suo fianco è deceduto nell'impatto rimanendo all'interno dell'abitacolo. Al momento non è stato ancora ufficialmente identificato, il conducente invece è stato trasportato all'ospedale in prognosi riservata. E pochi minuti dopo le 20 di ieri sera un altro incidente verificato in via Stradonelli a Susegana, dove l'auto guidata da un ragazzo è finita contro un platano a bordo strada. Violentissimo l'impatto che ha completamente distrutto la parte anteriore del veicolo. La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Treviso ha subito inviato sul posto una squadra del distaccamento di Conegliano che usando divaricatori e cesoia ha estratto l'automobilista consegnandolo al 118 arrivato con un'ambulanza e con l'elisoccorso Leone 1. I carabinieri di Susegana hanno svolto i rilievi di legge mentre il conducente dell'auto è stato ricoverato d'urgenza a Treviso dove si trova ora in gravi condizioni. È veramente una sequenza di incidenti stradali senza fine, è impressionante quello che sta da mesi capitando sulle nostre
sulle nostre strade. E 2 feriti, di cui uno in prognosi riservata, bilancio dello scontro frontale avvenuto a Resana tra l'auto guidata da un 20enne di Piombino Dese e una motrice condotta da un 63enne di Trebaseleghe. Un ragazzo di 20 anni di Piombino Dese in prognosi riservata, gravissimo, e la passeggera 24enne di San Martino di Luperi che era con lui, ricoverata al Cafoncello. È il risultato dello scontro frontale avvenuto con una motrice condotta da un 63enne di Trebaseleghe intorno a mezzanotte e mezza in via Santa Brigida a Resana. I vigili del fuoco di Castelfranco sono intervenuti per liberare dalle lamiere i 2 occupanti dell'auto rimasti incastrati, affidandoli alle cure del personale sanitario SUEM 118, giunto sul luogo dell'intervento anche con l'elisoccorso. Stando a casa ho visto l'elicottero che atterrava, ma abito a 3 chilometri da qua e non sapevo che era successo. Mi sono arrivato a casa e era mancato un quarto un botto. E l'elicottero sarà stato qua mezz'oretta. Sul posto anche i carabinieri di Castelfranco e Vedelago per i rilievi del caso e stabilire le esatte cause dell'impatto. Sulla strada sono ancora ben visibili i segni dello scontro che poteva avere conseguenze ben più gravi. La giovane donna ha riportato lesioni giudicate guaribili in 45 giorni, mentre il conducente del mezzo pesante si è recato autonomamente al pronto soccorso di Castelfranco. Sono già stati richiesti gli accertamenti tossicologici sul conducente dell'autovettura, mentre il conducente del mezzo pesante è risultato negativo ai controlli alcolemici. Servizio di Irene Dal Forno, vediamo adesso un incendio di probabile origine dolosa alla cooperativa San Bovo, che ha mandato in fumo nella notte 2 furgoni, l'attrezzatura del palio di Castelfranco e il tetto con l'impianto fotovoltaico del supermercato. Nessun ferito, ma ingentissimi i danni. All'1 di notte, l'1:30, sono stati avvisati dalla vigilanza che c'era un allarme. Ho guardato immediatamente le telecamere di sorveglianza e mi sono accorto che c'era un principio di incendio proprio localizzato sui furgoni che sono alle mie spalle. E immediatamente ho chiamato i vigili del fuoco e siamo venuti qua e l'incendio per fortuna si è limitato all'area fuori del negozio e invece però il calore ha reso inutilizzabile tutto l'impianto fotovoltaico che abbiamo sopra il tetto, che è di oltre 100 kg. Le fiamme sono divampate alla cooperativa agricola produttori Castellana in via Bordignoni intorno all'1 di notte, pare da un furgone parcheggiato sotto la pensilina, per poi propagarsi successivamente al magazzino comunale che conteneva i materiali del palio di Castelfranco e salire fino al tetto, devastando l'impianto fotovoltaico. I fumi hanno invaso anche il punto vendita, che sarà riaperto solo dopo la bonifica. Nessun danno alle persone, ma danni materiali ingentissimi. Ci sono volute 6 ore, 10 mezzi e 30 vigili del fuoco arrivati da Castelfranco, Asolo, Montebelluna, Treviso e Cittadella per spegnere le fiamme. È un danno abbastanza importante, oltre al fatto che quei 2 furgoni li dobbiamo ricomprare e vedremo cosa deciderà il Comune, perché noi siamo in affitto dal Comune, in merito a quel pezzo di pensilina che è stata sottoposta alle fiamme, capire se tornerà agibile, se è agibile. Ora è stata recintata dai vigili del fuoco che sono stati veramente straordinari, tutta la notte presenti e soprattutto competenti. Li voglio ringraziare proprio per la loro solerzia e competenza. Lo stabile è di proprietà comunale, la cooperativa ne ha la gestione e paga un affitto. Ora bisognerà capire tra contratti, assicurazioni e polizze l'entità dei danni e dei risarcimenti. Sull'origine fortuita Gerolimetto ha dei dubbi, mentre i carabinieri in una nota successiva confermano già di stare indagando per cause dolose. Un cortocircuito non credo. Il furgone che era parcheggiato, da cui sarebbe partito l'incendio, era fermo da 4 giorni. Quindi immagino che non sia un'autocombustione. Abbiamo l'impianto di videosorveglianza e stiamo raccogliendo le immagini delle telecamere e le passeremo alle forze dell'ordine per le loro valutazioni. Noi siamo qua da 50 anni,
mai successo nulla. Abbiamo sempre avuto la benevolenza di tutti e quindi non mi spiego questo tipo di comportamento nei confronti di una realtà cooperativa che è presente da 50 anni in quest'area. E poi c'è il materiale del Palio di Castelfranco, depositato lì dall'associazione che lo organizza, tutto in legno. Gran parte del fuoco è stato generato dal magazzino comunale che raccoglieva tutte le attrezzature che adopera il Palio, e quindi varie catapulte e tutte quelle attrezzature che adopera il Palio per la manifestazione del Palio, che sono andate completamente distrutte e hanno alimentato notevolmente l'incendio. Affranti gli organizzatori, che in una nota social confermano il senso di spaesamento, ma confermano anche che la loro passione, questo fuoco, l'ha solo alimentata. Solidarietà a Nazareno Gerolimetto da parte nostra, ex consigliere regionale che è stato tante volte ospite a Focus. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto, alcuni dei titoli della prima pagina. Diagnosi di mieloma in ritardo di 1 anno, paziente risarcito con 500.000 euro, ora invalido al 100%, una notizia che viene da Belluno. E poi Laura, 87 anni, vive in auto a Padova. La gente mi conosce e mi porta da mangiare, uno dei tanti casi umani che dobbiamo riportare. Migliaia di api trovate morte, una strage, colpa dell'ignoranza di qualcuno, e questo è un fatto che viene dall'apiario di Fregona in provincia di Treviso. La uccisione di Sandra Casagrande, pasticcera di Roncade 35 anni fa, si apre una settimana decisiva. Venerdì gli accertamenti degli specialisti del RIS, mentre i carabinieri del nucleo investigativo di Treviso continuano a sentire amici e familiari del nuovo indagato, il 57enne Paolo Gorghetto, che si professa innocente. Sul nuovo filone di indagine abbiamo sentito l'ex procuratore della Repubblica, il dottor Antonio Foiadelli. Dottor Foiadelli, allora, un caso che lei ha trattato personalmente da inquirente, che è a quanto pare a una svolta, tra l'altro inaspettata, perché qui parliamo di un soggetto indagato che nessun legame e nulla c'entra con Sandra Casagrande. Ma dunque vado a memoria naturalmente, quello che ricordo è chiaro. Venne riaperta questo caso che era stato archiviato a suo tempo, relativo appunto alla Casagrande, che è stata trovata morta senza che le indagini abbiano mai potuto chiarire le circostanze e tantomeno trovare il colpevole. Ricordo che è stato ripreso in esame tutto il materiale di cui si poteva disporre, ed in particolare, questo in particolare lo ricordo con molta chiarezza, le famose banconote macchiate di sangue, dalle quali non fu possibile né prima né poi estrapolare il profilo DNA. Il fatto che ci sia un indagato non significa ancora di avere un colpevole, naturalmente, un responsabile. Significa però che qualche cosa è accaduto di positivo, e non posso fare altro, con la prudenza che ogni investigatore deve avere, che fare i miei auguri perché la Procura della Repubblica di Treviso risolva un caso che, diciamo la verità, aveva lasciato una ferita aperta. Perché quando non si riesce ad assicurare alla giustizia un responsabile di delitti così gravi, questo crea una ferita, è una sconfitta dello Stato. Quindi speriamo che le indagini, di cui certamente si fanno carico quelli che sono stati, io non lo sono più, colleghi, possa avere un esito positivo, e questo, anzi, diciamo che ne sono certo. Senta, all'epoca si pensò e si intraprese subito la pista passionale. Che impressione le fa pensare che l'ipotesi possa essere l'esatto contrario, cioè un estemporaneo che arriva in pasticceria, compie il delitto e se ne va? Ma questa è un'ipotesi che credo, quanto io so, ed è poco tutto sommato, che sembra affiorare proprio dalle notizie di cui disponiamo, che non sia stato quel delitto passionale o dovuto ad altri motivi,
che costituì, purtroppo devo dirlo, che costituì allora, nella prima inchiesta e nella seconda, una sorta di pregiudizio investigativo, e tutti i pregiudizi, lo sappiamo, sono fuorvianti. Ora, questo caso invece capovolge la situazione e probabilmente prospetta una ipotesi che il delitto sia avvenuto quasi per caso, senza che ci siano particolari motivazioni alle spalle. Dico questo perché mi viene alla mente un caso analogo di cui mi occupai e che riguardava un delitto di una donna trovata evidentemente strangolata a San Donà, e in cui non fu possibile sul momento raccogliere elementi utili alle investigazioni. Per caso, sulla base di dichiarazioni rese a un altro detenuto da un precedente detenuto che si trovavano a Roma, scattò una possibilità che fu positiva. E alla fine quello che poi sarà il responsabile confessò, ma nessuno avrebbe mai pensato che le cose fossero andate in quella maniera. Quindi probabilmente siamo nella stessa situazione. Senta, lei per la sua esperienza, perché di fronte a un'ipotesi di questo genere, ribadiamo un'ipotesi, viene anche la riflessione: come si fa a tenersi un segreto del genere per 35 anni? Le persone se lo stanno chiedendo anche dovesse confermarsi per esempio l'ipotesi del nuovo presunto colpevole di Garlasco. Guardi, qui affrontiamo un campo che non è il nostro, e io dico semplicemente, per l'esperienza appunto, come lei dice, che ho avuto, avventurarsi nell'indagare nella psicologia degli individui è un'avventura pericolosa e quasi sempre fallace. C'è qualche cosa che supera la nostra capacità. Quindi è una domanda che purtroppo rimane senza risposta. Perché? Perché noi ragioniamo con i nostri metodi, noi ragioniamo con i nostri criteri, ma le altre persone hanno criteri diversi, hanno sensibilità diverse, hanno anche un senso etico diverso. Senta, se all'epoca ci fossero state tutte le dotazioni tecnologiche che ci sono adesso, secondo lei sareste arrivati? Ma io sono convinto di sì. Naturalmente mi cautelo dicendo che perché queste tecniche investigative, cioè perché queste tecniche di investigazione scientifica diano i frutti positivi, occorre una cosa fondamentale, per la quale io ho sempre predicato fino all'esaurimento, che occorre che le indagini di carattere tecnico e la raccolta degli elementi di prova avvenga professionalmente con assoluta competenza e cura. Solo così, garantendo la raccolta degli elementi di prova, garantendo la correttezza della catena di custodia di questi elementi di prova, si può all'inizio come in seguito avere sempre la certezza che il risultato non è possibile metterlo in discussione. Ecco, questo mi fa di capire che non sempre accade. Insomma. Non sempre accade, nel caso Garlasco non è accaduto, per quanto io so. Un'importante intervista di Lina Paronetto al procuratore Antonio Foiadelli, in regia Francesca Pezzo con Andrea Basso. Adesso sentiamo ancora sul giallo di Roncade, che sarebbe stato svelato grazie al DNA, una lunga intervista che ci ha concesso il nipote della vittima, Gianni Fregonese. Qual è stata la sua reazione a caldo appresa questa notizia? Ero un po' incredulo al momento in cui mi sono trovato con dei carabinieri a Roncade. Avevamo l'appuntamento con il magistrato, non so chi era, e appunto ho dato questa notizia. Mi è sembrato un po' strano, però poi aggiungendo i particolari, cioè il nome, il cognome, la residenza dove è nato e la presenza del DNA, che è la cosa più importante in questo caso qua, sono rimasto molto contento, ci mancherebbe. Quindi lei dice dopo 35 anni perlomeno non si sono dimenticati di quel caso, non si sono dimenticati di mia zia? Beh, sicuramente questo è evidente, non si sono dimenticati e
e la legge sta andando avanti. Signora Gianni, lei quanti anni aveva all'epoca? Dunque, 41. Quella notte io dormivo a Udine perché in quel periodo ero direttore vendite di un'azienda dolciaria di Brescia e ero in giro per lavoro, chiaramente. Ho dormito in un albergo a Udine, ma non sapevo niente. E durante la giornata successiva mi hanno informato e allora sono tornato a casa, ma non potevo fare niente. Cioè. Lo shock molto forte. Beh, certo, che discorsi, è chiaro, anche perché con mia zia c'era un rapporto molto, allora, a differenza di 3 anni, quindi eravamo della stessa età, c'era un rapporto molto buono perché quando io mi ricordo avevo 7, 8, 10 anni, lei veniva molto spesso a casa mia, io abitavo sempre a Quarto, c'era un ottimo rapporto. Poi i ricordi mi dicono che mi portava a comprare i vestiti quando avevo 16-17 anni, mi portava e me li regalava, quindi. E quando appunto lavoravo in quella zona a Brescia, ero fuori e tornavo al sabato sera, io passavo sempre di là a bere il caffè, o il sabato o la domenica, cioè ero là tutte le settimane. Un giorno mi dice: Gianni, vieni su che ti faccio vedere una cosa. Allora mi porta su nell'appartamento, mi fa notare una scritta sulla porta: ti voglio, ma non scritto ti voglio con la GL corretta, ti L-I-O. Probabilmente quello che ha scritto era anche una persona ignorante. Ma quindi era una scritta col pennarello? Sì, una scritta fatta col pennarello sulla porta, ti voglio. E gli ho detto: Sandra, ma chi è questo? Io lo so, però non te lo dico per il momento. E non me l'ha mai detto, perché dopo io non l'ho più chiesto, non è che. Era turbata, era inquieta, questa scritta l'aveva turbata? Agitata, perché non era la prima volta, mi aveva detto, che questa persona entrava da fuori, dalla scala esterna, saliva e sulla porta scriveva messaggi. Ecco. E quindi, però non ho mai saputo chi era. Tra l'altro sua mamma, fino all'ultimo, ha sempre dedicato un pensiero alla sorella e ha scritto anche al capo dello Stato. Sì, ha scritto al capo dello Stato, è andata a incontrare un vescovo a Venezia accompagnato da una comunale, da signora che era in comune. Cioè, sempre, però non serviva a niente, nel senso che sì, serviva a dimostrare che era legata alla sorella, però. Adesso lei, immagino, chieda che si vada fino in fondo, che si faccia chiarezza fino alla fine. Certo, sicuramente, anche perché secondo me, dopo, questa è la mia opinione, il DNA è una prova molto. Non si può cancellare, no? Se tu eri là in quel momento, spiegami perché. Se non me lo spieghi vuol dire che non vuoi parlare, che non vuoi dire il motivo valido. Quindi lei aspetta dei chiarimenti, delle spiegazioni? Certo, bisogna aspettare sempre, noi non possiamo decidere niente, perché se si potesse decidere magari adesso in questo momento si potrebbe reagire in modo diverso. Questo lo chiede in memoria, immagino, di sua zia, lo chiede per sua mamma anche. Perché è sempre stato un chiodo fisso per sua mamma, un pensiero fisso. Noi avremmo sempre voluto sapere chi è stato. Quando sapremo chi è e la certezza che è colpevole, allora agiremo, ci faremo sentire e vedere. Quindi, signor Gianni, come sta? È un momento duro per lei? Allora, diciamo che questa situazione mi fa riaprire gli occhi, cioè leggo i giornali, ascolto, mi sta tirando un po' su. Però non me l'aspettavo dopo 35 anni che uscisse una cosa del genere, a parte che mi sembra, ho letto prima, che è da novembre che vanno avanti con la storia. Sì, comunque mi sembra che si stanno comportando molto bene, stanno facendo un buon lavoro, perché se hanno trovato il risultato vuol dire che. Adesso però bisogna vedere, lo devono dimostrare però. E quello è il problema. Intervista esclusiva di Christian Arboit, al nipote della
della vittima. Torniamo agli incidenti stradali, purtroppo, perché ce n'è stato uno gravissimo a Nervesa della Battaglia, c'è un morto. Andiamo in diretta, mi pare da Francesca Bozza, no, da Elena Dal Forno. A te, Elena. Ci siete? Sulla statale Pontebana, una statale che tutti conosciamo benissimo, strada ad alta frequentazione. Questo muretto, probabilmente per l'alta velocità, probabilmente per un sorpasso azzardato, ovviamente non abbiamo ancora la dinamica corretta dell'incidente, e poi ha preso fuoco. Un ragazzo o una ragazza al posto del passeggero è rimasto o è rimasta carbonizzato dentro l'abitacolo, non sono riusciti i vigili del fuoco a salvarlo o salvarla, mentre per il passeggero, mentre per il guidatore, un padovano di 31 anni, di cui abbiamo le iniziali MD, è in questo momento ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso. Nella notte ovviamente sono intervenuti i carabinieri, distaccamenti di Montebelluna, di Treviso, di Purtroppo un collegamento che ha dei problemi, vediamo, allora magari ci ricolleghiamo più tardi con Elena Dal Forno e Nicola Marcato, perché si frizzava l'immagine, l'audio era difettoso. Purtroppo accade durante le dirette. Vediamo un altro incidente stradale, non ha fine l'elenco degli incidenti stradali. A Villotta di Chionza, nella nottata, un 59enne, siamo in Friuli Venezia Giulia, è stato travolto da un'auto e ritrasportato in gravi condizioni all'ospedale di Udine. Grave incidente nelle scorse ore a Villotta di Chionzi, in via Cadore, dove un ciclista 59enne originario di San Stino di Livenza è rimasto ferito dopo essere stato travolto da una Porsche Panamera guidata da un 42enne residente a Castelfranco Veneto. La vettura stava percorrendo l'arteria stradale quando, per causa ancora in corso di accertamento, ha colpito il ciclista con lo specchietto retrovisore che da Cinto Cao Maggiore procedeva in direzione Azzano Decimo. L'impatto è stato violento e ha sbalzato l'uomo al suolo. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 e i militari della stazione dei carabinieri di Casarsa della Delizia per i rilievi. Valutata la dinamica, è stato richiesto tempestivamente l'intervento dell'elisoccorso. Il 59enne è stato ritrasportato d'urgenza all'ospedale di Udine in gravi condizioni. Tuttavia, fortunatamente la vittima sembrerebbe non essere in pericolo di vita. Il conducente della Porsche, dopo essere stato sottoposto ai controlli di rito da parte delle forze dell'ordine, è risultato completamente negativo all'alcol test. Sul posto sono stati effettuati rilievi per determinare la dinamica dell'incidente. Vediamo la cronaca giudiziaria. Ergastolo confermato in appello per l'assassino di Giacomo Jack Gobbato, respinta ogni richiesta della difesa, il giovane che venne accoltellato a Mestre. Dopo un'ora e mezza di Camera di Consiglio è arrivata la conferma. La Corte d'Appello di Venezia ha ribadito punto per punto la sentenza di primo grado, confermando l'ergastolo per Sergej Margesci, il 39enne moldavo responsabile dell'omicidio di Giacomo Gobbato. La sera del 20 settembre 2024, in Corso del Popolo a Mestre, Gobbato, conosciuto da tutti come Jack, venne accoltellato mentre cercava di fermare una rapina ai danni di una donna, insieme all'amico Sebastiano Bergamaschi, rimasto ferito nell'aggressione. Nel processo d'appello il sostituto procuratore ha ripercorso la ricostruzione già emersa in primo grado, determinante anche l'analisi del medico legale nominato dalla procura, secondo cui il colpo mortale sarebbe stato inferto con una forza elevatissima e continuata, tanto da trapassare la felpa, 4 centimetri di muscolo e lo sterno della vittima. Per conoscere le motivazioni della sentenza saranno ora necessari i previsti 90 giorni. Servizio di Anna Maria Parisi. Intanto il caso dell'ex professore di religione accusato di abusi sui minori. Dopo giorni di silenzio parla il vescovo di Padova, Claudio Cipolla.
noi abbiamo anche la consapevolezza in realtà di aver già fatto molto di quello che dovevamo e che potevamo fare. Ci sono delle persone che sono interessate e che sono come da collocare tra le vittime, diciamo. Tra questi siamo anche noi, c'è anche la Chiesa, e ci sono i ragazzi, ci sono le famiglie, c'è il Barbarigo, c'è la scuola dell'infanzia, c'è la parrocchia, e di tutti bisogna tener conto. Però non me la sento di passare dalla parte di chi doveva fare di più, perché abbiamo fatto molto. Così il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, in merito alle denunce per pedofilia che hanno coinvolto l'ex docente di religione del Barbarigo, Francesco Saviane. La giustizia civile ha più strumenti dei nostri, sottolinea Monsignor Cipolla, e ci aiuterà a capire la verità. Confermata anche la rimozione di Don Cesare Contarini, che dal 2023 ha ospitato il 37enne in parrocchia ad Albignasego. Una nuova destinazione è ancora elaborata e è previsto che lui si allontani certamente dalla parrocchia. Quando succederà? Nei prossimi giorni. Il tempo anche fare qualche scatolone, cioè nel senso che non è indagato Don Cesare. Don Cesare ha fatto quello che poteva fare, in coscienza ha preso le sue posizioni, noi non le abbiamo condivise, però non mi sembra che dobbiamo trattarlo come se fosse una persona così da inquisire. Ad Albignasego intanto c'è stato un confronto in parrocchia tra Don Contarini, che ha confermato che tra qualche giorno se ne andrà, e i genitori dei bambini del Grest e della scuola parrocchiale, per confrontarsi in un momento di forte preoccupazione, come testimonia uno di loro. Non prendiamo in considerazione il fatto di non portare i nostri figli, perlomeno i genitori della mia classe, perché non è questo quello che vogliamo. Noi non vogliamo avere paura di lasciare i nostri figli qua, noi vogliamo poter stare tranquilli e quindi vogliamo arrivare a quello, vogliamo arrivare a stare tranquilli. Vediamo dalla prima pagina dell'Arena di Verona, carenza di sacerdoti, pesa la crisi delle vocazioni, dimezzati i seminaristi. Il rettore dice oggi sono 22, 15 anni fa una quarantina, ma Verona regge la sfida, servono nuove strade, qui si sperimenta la realtà e la Chiesa che apre alle donne. 19 anni di violenze ai danni di moglie e figlia, i carabinieri di Piove di Sacco hanno arrestato e allontanato dalla casa familiare un violento. Frustava anche la figlia minorenne con la cintura dei pantaloni e da anni terrorizzava la moglie con botte, minacce di morte e umiliazioni. È l'accusa che pesa su un uomo, residente in provincia di Padova, raggiunto nei giorni scorsi da un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare disposta dal GIP del Tribunale di Padova su richiesta della Procura ed arrestato dai carabinieri della stazione di Piove di Sacco, già intervenuti in precedenza presso l'abitazione della vittima, che aveva poi sporto denuncia. Secondo l'accusa, i maltrattamenti sarebbero iniziati quasi 20 anni fa, nel 2007, aggressioni fisiche, minacce, insulti, quasi sempre con l'uomo in stato d'ebbrezza, consumati regolarmente davanti alla figlia, anche quando era ancora bambina. Tra gli episodi più gravi contestati, un tentativo di soffocamento della moglie con un cuscino, minacce con una forchetta puntata sotto il mento e nell'agosto scorso un tentativo di strangolamento che aveva costretto la donna ad abbandonare la camera matrimoniale e a dormire sul pavimento del piano superiore. Nel mirino dell'uomo sarebbe finita anche la figlia, sin da quando aveva appena 6 anni. Ogni volta che la bambina tentava di difendere la madre, scattavano schiaffi, spintoni e frustate con la cintura dei pantaloni, violenze che si sarebbero ripetute nel tempo, lasciando segni profondi. A tutto questo si aggiungeva un controllo economico asfissiante, nessun contributo alle spese familiari, nessun denaro concesso e alla figlia veniva persino pretesa la consegna degli scontrini per ogni minimo acquisto. L'uomo ha rifiutato il braccialetto elettronico, il giudice ha quindi disposto anche il divieto di dimora nel comune di residenza delle figlie, con il divieto di avvicinarsi ad almeno 500 metri dalle persone offese e dai luoghi da loro frequentati. Il servizio di Francesco Ratai. A Padova è stata sventata una truffa ai danni di una anziana signora che stava per essere derubata di 13.000 euro. È stato il provvidenziale intervento di una bancaria a salvarla.
Sono bastati pochi dati per far capire alla dipendente della banca che l'anziana correntista che si era presentata in sede per eseguire un bonifico era vittima di una truffa. L'esperienza della bancaria ha consentito così di sventare un tentativo di raggiro ad un 87enne padovana. La donna si era presentata nella filiale della sua banca in piazza Eremitani venerdì mattina per eseguire un bonifico da 13.200 euro. Guidata al telefono dal truffatore, l'anziana ha chiesto all'operatrice di sportello di inserire come causale la dicitura prestito infruttifero a mio nipote, una modalità che aveva destato sospetto nella dipendente della banca, che ha eseguito così un bonifico per 13,20 euro. L'anziana ha lasciato la banca, ma poco dopo si è ripresentata chiedendo di ripetere il bonifico, ma con la somma di 13.200 euro. La bancaria così ha avvisato la questura e i poliziotti in poco tempo hanno ricostruito quanto stava accadendo. La vittima infatti aveva ricevuto un messaggio con una richiesta di autorizzazione di pagamento ed un numero da contattare se non fosse stata lei ad effettuare quel pagamento. Al telefono un uomo si era presentato come maresciallo, le aveva ordinato di consegnare la somma di denaro o gioielli. Scoperto il raggiro, gli agenti hanno informato l'anziana della truffa, bloccando l'operazione bancaria. Il questore Marco Dorisio ha voluto incontrare la dipendente dell'istituto bancario, ringraziandola personalmente dell'intervento. Servizio di Valentina Visentina. Intanto la Polizia di Stato di Padova ha arrestato un 54enne serbo ricercato internazionale per traffico di stupefacenti e riciclaggio di denaro. Si nascondeva nell'abitazione della sua famiglia a San Giorgio in Bosco il 54enne ricercato in tutta Europa per traffico di droga. L'uomo, destinatario di un mandato d'arresto internazionale emesso dall'autorità giudiziaria francese, apparteneva ad un'organizzazione criminale che trafficava stupefacenti e riciclava denaro. Il 54enne, arrestato dalla polizia di Padova, era ricercato internazionale. Dal 2019 al 2023 è stato coinvolto insieme ad altri complici in un traffico di cocaina, droga destinata prevalentemente ai paesi europei. L'uomo è stato rintracciato dai poliziotti della squadra mobile di Padova nello scorso fine settimana a San Giorgio in Bosco, paese dove il latitante si era trasferito con la famiglia un paio d'anni fa. Il 54enne è stato arrestato e portato nel carcere Due Palazzi di Padova in attesa di essere estradato. Ed è allarme sulle droghe sintetiche, sono la nuova frontiera, rileva il CEIS di Treviso, che è una cooperativa sociale impegnata da più di 40 anni su questo fronte delle dipendenze. Sul fentanyl il CEIS sostiene che il problema è grave e dobbiamo lavorare perché la sua diffusione sia limitata al fentanyl, la cosiddetta droga degli zombies. Il problema fentanyl c'è, è necessario che noi operatori siamo attenzionati e dobbiamo stare molto attenti alla possibilità che abbia uno sviluppo dilagante il fentanyl. In questo momento, se io penso ad esempio alle nostre comunità, non ci sono persone che inserite per un problema di fentanyl. Il fentanyl può essere usato insieme ad altre sostanze come sostanza da taglio, non ha ancora uno sviluppo, almeno a Treviso, così importante e una diffusione così importante da creare un allarme. Sappiamo che ci può essere, dobbiamo stare attenti e pronti. Il fentanyl, oppioide sintetico ad altissima potenza, ribattezzata la droga degli zombie, è arrivato anche sul nostro territorio, anche se al momento la sua diffusione è tenuta sotto controllo e costantemente monitorata. Il fentanyl, sappiamo, è tenuto sotto controllo, nel senso verificato. Effettivamente, parlando anche con il Dipartimento delle Dipendenze, in questo momento non c'è una presa in carico di persone che hanno come problema principale il fentanyl. La parola d'ordine dunque ancora una volta è prevenzione, anche limitandone i danni, assistendo grazie agli operatori di strada chi fa già uso di sostanze e con il lavoro delle forze dell'ordine in termini di sequestri. L'obiettivo è fare in modo che il fentanyl non si diffonda in maniera massiccia. È facilmente reperibile. Come tutte quante le sostanze. Se una persona vuole trovare una sostanza, la trova. Fentanyl, ma anche chetamina, che era e rimane un problema tra chi fa uso di droghe. Sostanze sintetiche che rappresentano la nuova pericolosa frontiera della dipendenza. Sostanze chimiche che hanno un impatto rilevante, in particolare tra i giovanissimi, nella fascia tra i 15 e i 18 anni.
La possibilità che le persone arrivino ad usare sostanze stupefacenti, anche sostanze sintetiche, ad un'età sempre più giovane c'è. Gli effetti che vengono ricercati sono quelli di distacco dalla realtà. Ma nel vasto panorama delle dipendenze trova sempre più spazio quella dal gioco d'azzardo, in particolare tra i giovani, quello online, il cosiddetto gambling. Il CEIS ha organizzato tra gennaio e marzo una serie di incontri che hanno coinvolto 28 classi di 10 istituti scolastici della Marca per lavorare proprio sulla prevenzione. A volte viene spesso sottovalutata o anche normalizzata. Perché ha un impatto diverso rispetto all'uso di sostanze, probabilmente è meno diffusa, sicuramente può portare comunque ad una dipendenza e fondamentalmente il meccanismo della dipendenza del gioco d'azzardo è molto simile, se non identico, a quella di qualunque altra dipendenza. E ora torniamo sulla vicenda di un agente di polizia che a Torri di Quartesolo non ha esitato ad introdursi in un'abitazione dove era scoppiato un incendio e riuscendo a salvare 2 anziani. Si sta pensando anche a un riconoscimento al vostro agente? Sicuramente lo proporrò per il riconoscimento relativo a una progressione in carriera e anche perché gli venga così una proposta per la concessione anche di una onorificenza. Questo è l'annuncio del questore di Padova Marco Dorisio, l'agente Manuel Domingo Geremia, che ha salvato la vita a 2 anziani a Torre di Quartesolo, in provincia di Vicenza. Sarà premiato. Un eroe silenzioso lo ha definito, ricordando i tanti poliziotti che hanno perso la vita per aiutare gli altri. Mi piace definirlo, il gesto da eroe silenzioso, ma non solo lui. Gli eroi silenziosi sono tutti quanti, tutti quei cittadini che quotidianamente si alzano, quindi col loro agire improntato alla legalità, al rispetto delle regole, alla solidarietà, all'altruismo, danno il loro contributo silenziosamente. Manuel Domingo Geremia però si schermisce. Ho fatto solo il mio dovere, dice. Nella sua azione per salvare i vicini dalle fiamme, fondamentale il supporto della sua famiglia. È stato proprio un attimo in cui mi sono girato e proprio dal balcone ho visto l'interno della mia camera da letto dove c'era la mia compagna che teneva in braccio mio figlio. E in quel momento lì, vedendo i suoi occhi e immaginando di essere il suo eroe anche solo per un istante, mi ha dato quella forza di riprovarci per ritornare dietro a prendere il Bortolaso, perché sennò non sarebbe più uscito. Uno scenario preoccupante quello in cui si è trovato Geremia. In casa il suo vicino aveva anche delle armi che stavano esplodendo. Ho pensato di non rivedere più la mia famiglia in un breve istante, però appunto per quello, essendo appunto la mia famiglia a fianco di casa, ho pensato a salvare loro. Quindi il mio intento era spegnere immediatamente il fuoco, salvare i 2 anziani e cercare di spegnere l'incendio. La soddisfazione più grande però è stata, una volta tornata a casa, ricevere l'abbraccio e i complimenti del figlio di 7 anni. Che sono il suo eroe. Servizio di Francesco Rattai, il lavoro insostituibile da parte delle forze dell'ordine in questo e in altri casi, ovviamente, che hanno bisogno le forze dell'ordine anche di mezzi tecnologicamente sofisticati per combattere la criminalità. Ci sono dei nuovi droni in arrivo alla polizia locale di Treviso. Abbiamo previsto l'acquisto di alcuni nuovi droni, sono 4, e in particolare questo ci permetterà di avere delle macchine sempre più aggiornate dal punto di vista tecnologico e quindi e anche dal punto di vista dell'autonomia. Sale a 5 il numero di droni in dotazione alla Polizia Locale di Treviso, che dal 2019 vede al proprio interno un nucleo specializzato di piloti costantemente formati e aggiornati e dal 2020 dotati di velivoli di Stato. I nuovi mezzi avranno una maggiore capacità di volo e mantenimento in volo da sfruttare in vari scenari. Reati di tipo ambientale, reati anche di tipo edilizio, ricostruzione di incidenti stradali
ausilio all'ordine pubblico, ricerca persone e quindi anche di polizia giudiziaria. Ulteriori strumenti dunque sul fronte sicurezza che si aggiungono all'implementazione della videosorveglianza cittadina, con oltre 22 nuove telecamere e lettura targhe che da giugno verranno installate in centro storico e in alcuni quartieri di Treviso. Servizio di Francesca Bozza all'Ospedaletto di Vicenza. Parliamo di una casa che era stata abbattuta perché è costruita abusivamente, ma dopo anni di battaglie giudiziarie la Corte d'Appello Civile di Venezia ha stabilito che la colpa fu del progettista. Così scatterà un maxi risarcimento da oltre €500.000 per la famiglia Naclerio che aveva costruito l'edificio. I coniugi Nicola e Tiziana Naclerio avevano costruito la casa per il figlio Nicola, attuale capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Vicenza, con tutti i permessi in mano. Ma quella villetta, realizzata nel 2013 in strada di Ospedaletto a Vicenza, venne poi dichiarata abusiva dalla giustizia amministrativa e abbattuta. Una vicenda lunga che ha visto l'ennesimo colpo di scena in Corte d'Appello Civile a Venezia. I giudici hanno condannato il progettista Italico Pitton a risarcire con circa €523.000 la famiglia Naclerio. Secondo la Corte, il committente che si affida a professionisti abilitati non è tenuto a controllare aspetti tecnico-giuridici complessi legati all'edificabilità dell'area. La villetta era stata realizzata col piano casa in una zona sottoposto a vincolo di inedificabilità assoluta nelle pertinenze della storica Calatina. Un nodo urbanistico che avrebbe dovuto essere valutato dai professionisti incaricati del progetto. Certo, anche l'ufficio tecnico comunale aveva rilasciato i permessi e pertanto la famiglia Naclerio aveva investito denaro e acceso mutui. Poi il colpo di scena, la sentenza del Consiglio di Stato, l'annullamento dei titoli edilizi e infine l'abbattimento dell'immobile. Ora la Corte d'Appello di Venezia ha ribaltato in parte la precedente decisione del Tribunale di Vicenza, riconoscendo la responsabilità del progettista per non aver individuato correttamente il vincolo urbanistico. Pitton potrebbe rivolgersi alla Cassazione, mentre la famiglia Naclerio, rappresentata dall'avvocato Gianluca Ghirigato, ha aperto ancora il fronte col comune di Vicenza davanti al TAR. Insomma, i colpi di scena non sono destinati certo a finire. Una vicenda paradossale raccontata da Ivano Tolettini. Vediamo adesso a Monticello Conte 8, un panificio che rischia la chiusura a seguito della decisione del comune di transennare la strada. Per salvarlo, una petizione che ha raccolto 600 firme in una settimana. A pochi passi dal municipio, nel centro storico di Monticello Conte 8, lungo via Cadelloro, la Giunta ha deciso di transennare il marciapiede per tutelare la sicurezza stradale della via di pertinenza provinciale. Una scelta che impedirebbe la sosta veloce delle auto dai clienti che abitualmente si fermano a fare acquisti in questo panificio, la cui attività prosegue ininterrotta da oltre 30 anni. Il rischio è quello di un calo importante di fatturati, di conseguenza di chiudere un'attività storica. Noi alcune soluzioni le abbiamo già prospettate, ne vediamo di altre e adesso, lanciando una petizione che ha già raccolto in una settimana ben 600 firme, siamo pronti a confrontarci col Comune per una soluzione che sia un po' più di ampio respiro e che dia una situazione di parcheggio per tutta questa via che non è dotata di questo tipo di servizi. La sindaca Gilberta Pezzin, da noi interpellata a riguardo, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale al momento, ricordando che l'amministrazione è in attesa del parere della Commissione Tecnica Provinciale. Il possibile rischio però che questo strategico negozio di vicinato possa chiudere è un'eventualità che molti cittadini vogliono scongiurare, anche perché questo esercizio commerciale, che è in attività da quasi un secolo, rappresenta anche un punto fondamentale di incontro tra i residenti. Ecco che le istanze dei cittadini sono state accolte dal gruppo di minoranza, che con una mozione chiederà una cosa precisa al prossimo Consiglio Comunale. Un tavolo di confronto attorno al quale far sedere chi? I titolari dell'attività commerciale, la polizia locale, rappresentanti tecnici comunali, rappresentanti delle attività economiche interessate, per cercare di trovare una soluzione che garantisca la sicurezza, che è indubbiamente indispensabile, un valore primario per ogni cittadino, ma al
al contempo non porti a determinare la vita e la fine delle attività commerciali. Perché? Perché dal nostro punto di vista ovviamente un comune vive se vivono anche i suoi negozi, se vivono queste attività. A Santabona, a Treviso, marcia pacifica nel quartiere tra via Fosseggera e via Albona per segnalare i problemi ma anche le potenzialità. I cittadini lamentano la disattenzione di comune e forze dell'ordine. Sentiamo. Un quartiere che secondo noi ha grandissime potenzialità perché è in mezzo al verde, comunque vicino al centro storico, ha una serie di servizi, le scuole. L'altra parte però è che questo quartiere, o soprattutto le vie di via Albona e Capodistria, vivono in un degrado costante. Nonostante l'intervento che è stato fatto numerose volte, l'amministrazione non risponde. Una passeggiata in 3 tappe, quella organizzata dagli abitanti di Santabona, per sottolineare il degrado e la potenzialità di un'area che vorrebbe tornare a vivere in sicurezza e in un'aumentata socialità. Si parte dal varco riaperto per volontà dei cittadini che da Vicolo Fossaggera va a via Capodistria. Nel 2018 c'era stato promesso dall'amministrazione che il passaggio sarebbe stato manutentato con una pavimentazione e un'illuminazione. Di fatto non è cambiato nulla. C'è paura a passare qui dopo il tramonto, ma in zona gira anche la droga e i controlli delle forze dell'ordine sono pochi. Sì, gira droga. Questo lo sappiamo perché abbiamo aiutato le forze dell'ordine in tante situazioni contro gli spacciatori. Io vedo passare le auto della polizia, raramente si fermano, non vanno mai nel parco dove chiaramente queste persone si possono nascondere e tantomeno possono venire qui. Quindi non c'è un passaggio per le forze dell'ordine, devono scendere e devono andare a piedi. In via Capodistria c'è uno stabile abbandonato 2 anni fa dall'esercito che versa in stato di abbandono. Ad ogni temporale cadono pezzi, ma soprattutto il garage semiaperto e l'androne sono oggetto di bivacchi notturni. Hanno detto di averlo messo in sicurezza, però come vedete la rete di recinzione è di plastica, per cui è stata tagliata in più parti e la notte è bivacco di ragazzi e di gente che non ha praticamente dove dormire. È anche stata fatta un'interrogazione parlamentare per chiarire lo stato di questo stabile, ma non abbiamo ancora ottenuto risposta. E inoltre è anche stata fatta una interrogazione al comando militare di Padova e anche alla Polizia di Stato di Treviso, ma anche in questi casi non abbiamo ottenuto risposta. Infine c'è l'abbandono di tutti i negozi agli inizi degli anni 2000, tranne questo che resiste stoicamente. Una sorta di città fantasma dagli spazi enormi. A settembre gli studenti della succursale del liceo Canova non avranno neanche un bar nelle vicinanze, ma un verde lussureggiante grazie ai cittadini. Molti di noi individualmente vanno a pulire, raccolgono cicche, raccolgono immondizie. Ci teniamo a vivere in una realtà accogliente. Andiamo in pubblicità, ma state con noi perché dopo avremo il collegamento in diretta dall'Electrolux e faremo anche il punto sul Festival di Cannes appena concluso con il presidente dell'Italian Film Commission, Jacopo Chessa. A tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, la difficile vertenza per la drammatica situazione della Electrolux con stabilimenti in Friuli, in Veneto e nelle Marche. Ieri un incontro al Ministero importante tra il Ministro e sindacati. Andiamo in diretta da Elena Dal Forno. A te Elena. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Siamo con Antonio Rinaldo, RSU della FIOM Electrolux. Lui è qui dalle 2:45 di questa notte a presidiare questa zona. Perché? Perché ci avevano detto che un turno voleva anticiparsi alle 4 proprio perché sapeva che c'era il presidio dalle 4:30 e quindi abbiamo anticipato la venuta qui a presidiare. Fra poco fanno 12 ore consecutive che siamo qui, finirà verso le 17 il presidio in portineria. Abbiamo bloccato anche l'entrata dei camion e dei furgoni, anche la Mensa ci ha accompagnato oggi in questo sciopero con tutta la parte sindacale del settore della Mensa. Sciopero riuscitissimo perché non c'è stata produzione,
tutti gli operai, quei pochi che entrati sono usciti con i loro permessi personali, solo una piccola parte degli impiegati. Ecco, oggi alle 15 un vertice, un altro vertice e domani il Presidente Stefani, che cosa vi aspettate? Ci aspettiamo prima di tutto che oggi vengano portate tutte le nostre voci e venga ritirato quello che è il piano industriale, quello che hanno chiamato piano industriale, che piano industriale non è, cioè solo i 1700 esuberi più i circa 200 contratti a termine, e che venga proposto qualcosa di concreto a lungo termine. Chiaramente ci sarà anche un aiuto da parte dello Stato con contributi economici che hanno già preso, e ci auguriamo che presentino un progetto concreto. Ecco, Electrolux non è in crisi, diciamo subito questa cosa. Electrolux è in attivo, ma c'è una marginalità che vuole essere superiore, quindi per questo siete in esubero. Electrolux è in attivo del 2,8%, loro aspirano a un 6% e hanno fatto un progetto di riduzione costi, che riduzione costi è solo sul costo del lavoro, perché l'operaio, il lavoratore viene visto come un costo, non come un investimento, e quindi loro vogliono cominciare a tagliare questo. Solo che si abbassano anche i volumi e diventa difficile poi reggere stabilimenti del genere con volumi così bassi. Ecco, è una crisi del bianco, è una crisi mondiale, è una crisi perché la Cina è troppo competitiva? È una crisi dell'elettrodomestico in generale, poi c'è di fatto anche che la Cina è competitiva sui costi di lavoro, ma anche sulla produzione delle materie prime come l'acciaio, sul costo dell'energia. Chiaramente diventa difficile sostenere, diciamo, questi costi queste aziende la Cina, insomma, quasi slealmente combatte con noi, dove c'è da ridurre, l'azienda va a ridurre sul lavoro. Ecco, persone che perderanno il lavoro, se lo perderanno, come impatta in una economia, in una società, in un tessuto come questo? Impatta in maniera grave perché sono 1700 nel tutto il gruppo Electrolux, Cerreto hanno dichiarato la chiusura, c'è tutto l'indotto interno, oggi ci sono state, come dicevo, le colleghe della mensa, e poi c'è l'indotto esterno, tutte le aziende piccole che lavorano per noi, che ci riforniscono i componenti, quindi sarà complicato ricollocare anche le figure una volta che avviene una desertificazione del lavoro sul territorio. Ecco, direttore, come hai sentito la situazione è piuttosto complessa, ovviamente noi ci auguriamo che presto le vertenze che sono state aperte, gli incontri al vertice con il Ministero e domani con il Presidente Stefani portino una soluzione. Voi fondamentalmente chiedete solo di lavorare. Chiaramente chiediamo di lavorare, il nostro lavoro è lavorare, produciamo un buon prodotto che si è sempre venduto, è un marchio leader nel mondo, e quindi chiediamo di rimanere sul territorio come da anni esistiamo. Bene, ringraziamo Antonio Rinaldo della RSU Fiamma Electrolux e ti restituisco la linea. Grazie a Elena Dal Forno e a Nicola Marcato per la parte tecnica. Adesso parliamo di un settore che occupa migliaia e migliaia di persone anche in Italia, un settore importante, quello del cinema, dell'audiovisivo. Dopo il Festival di Cannes, che è stata l'occasione anche per fare un po' il punto sull'industria cinematografica, ne parliamo con Jacopo Chessa, che è il direttore della Veneto Film Commission e presidente dell'Italian Film Commission. Ciao Jacopo. Ciao Presidente e Direttore. Ecco, ci diamo eccezionalmente del tu in questa intervista, perché intanto siamo amici e poi siamo colleghi per la parte del cinema, perché io sono il presidente della fondazione Veneto Film Commission e sono un grande ammiratore da sempre di Jacopo Chessa, che in questi anni ha fatto un ottimo lavoro con decine e decine di produzioni che sono arrivate in Veneto. Ecco, Jacopo, com'è andata a Cannes? Intanto ha vinto la Palma d'Oro Fjord, di un regista forse non molto conosciuto, ma insomma è un film che è stato apprezzato, e ovviamente è stata anche l'occasione di parlare di quanto sta accadendo attualmente nel mondo. Sì, grazie Luigi. Allora è stato un Cannes per noi italiani, diciamo un po' a mani vuote, perché come sai non c'erano film italiani nel concorso né nelle sezioni parallele o non competitive del festival.
Il film che ha vinto io purtroppo non l'ho visto. Mungiu in realtà è alla seconda Palma d'Oro, quindi è già un habitué del festival, 20 anni fa mi sembra l'avesse vinto. E devo dire, molti consensi su tanti film, per cui la qualità era sicuramente alta. Da un punto di vista dell'industria italiana, ci siamo tutti appunto confrontati più con presentazioni, con attività per professionisti, che poi il lavoro di Film Commission e di Veneto Film Commission, ma anche di Italian Film Commissions che facciamo ai festival. Ecco, Jacopo, abbiamo titolato Divi successi in retroscena del Festival di Cannes. Quali sono stati un po' così i momenti più importanti? Anche come sempre ci sono tante curiosità, però prima di questo volevo appunto chiederti, l'Italian Film Commission riunisce tutte le Film Commission italiane che ovviamente erano presenti. Spieghiamo che cosa vuol dire anche dal punto di vista del mercato del cinema la presenza a questi festival molto importanti. Cito ovviamente tra tutti anche la Mostra del Cinema di Venezia. Certo, no, ti ringrazio della domanda perché è una domanda che ci fanno in tanti. Che cosa fanno le Film Commission di fatto? Cosa fanno le Film Commission soprattutto in questo contesto nelle missioni, nei grandi mercati audiovisivi e festival internazionali? Di fatto facciamo un'attività di promozione delle nostre location, nello specifico io lo faccio sulla regione del Veneto, ma i miei colleghi lo fanno ognuno sulla propria regione. Gli incentivi, i servizi che possiamo dare, abbiamo organizzato anche un incontro proprio incentrato sul Veneto, sui suoi incentivi, in cui ha preso parte anche l'assessore Mantovani, che è stata un po' il suo debutto in un contesto cinematografico internazionale come assessore alla cultura. E poi come Italian Film Commissions lavoriamo molto sulle relazioni con partner internazionali. Abbiamo organizzato 4 eventi, 3 dei quali dei networking breakfast, di fatto delle operazioni B2B in cui invitiamo i nostri omologhi. Abbiamo invitato Spain Film Commission, British Film Commission, Portugal Film Commission. Ognuno di essi porta dei produttori, noi portiamo dei produttori italiani e quindi cerchiamo un matching tra produttori. Diciamo che il lavoro delle Film Commission è far crescere il comparto in ogni regione, quindi sia in termini occupazionali ma anche di competenze, di modo che questo determini una spesa maggiore e un'attrattività della regione nello specifico. Fondamentale naturalmente sono i fondi che la regione mette a disposizione. Nel nostro caso il fondo di sostegno alla produzione è un bando che apre 2 volte l'anno, in questo momento peraltro è aperto, ed è un bando che ha sostenuto anche film di grande successo. Ecco, Jacopo, non lo cito ancora quel film che tu mi vorrai citare tra poco, perché non dico questo titolo che arriverà, ti alzo la palla, insomma. Parli delle città di pianura di Francesco Sussai. Naturalmente. Che ha avuto un successo clamoroso ai Davide Donatello, non so, 8 statuette credo, no? 8, hai ragione. 8, tra cui miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista. Le città di pianura lo seguivamo veramente da tanto e Sussai sapevamo quanto talentuoso fosse. E un film, oggi ho acceso in macchina la radio, c'era Radio 3 e si parlava, Sussai era lo spunto per parlare di scrittori veneti, di come il Veneto stia affermando delle voci appunto nella letteratura che fino a qualche anno fa non c'erano. Si è usata questa espressione che a me piace molto, Veneto Wave, per descrivere questa ondata di giovani autori. Noi un piccolo merito ce lo prendiamo in tutto questo contesto. Sussai tra l'altro dopo gli 8 riconoscimenti al David è di nuovo tornato in sala, quindi ha superato i 2 milioni di incasso, siamo sui 2 milioni 2 milioni 3. Quindi insomma è stato davvero un film azzeccato, ma non è l'unico perché anche Primavera è andato benissimo, è stato venduto. Primavera di Damiano Micheletto, un altro autore veneto, una storia che si svolge a Venezia, che racconta il giovane Vivaldi e che è stato venduto in 50 paesi, per dirne uno.
e che ha avuto la sua prima mondiale al Festival di Toronto l'anno scorso. Davvero un grande lavoro, devo dire che con anche dei validissimi collaboratori che citiamo poco. Vediamo lo staff della Veneto Film Commission, il direttore, qui sei senza barba, il direttore Jacopo Chessa. Siamo più giovani, infatti. E poi ci sono Francesca Valente, Florian Buono e ovviamente anche Arianna Silvestrini ed Elisa Penzo. Questo è lo staff della Veneto Film Commission che ha fatto un lavoro straordinario, va detto, a onor del vero in questi ultimi 5 anni. Ovviamente, già che ci sono, cito anche i membri del Consiglio di amministrazione della Veneto Film Commission, che sono Teresa De Gregorio, Claudio De Donatis, Francesco Casarin e Valentina Montesarchio. Quindi è un team collaudato che veramente può dirsi soddisfatto del lavoro che è stato svolto. Jacopo, ti ringrazio molto. Grazie. Grazie a te Luigi. Grazie, buona giornata, buon telegiornale. Ciao. A presto e ancora complimenti. Andiamo in pubblicità, torniamo subito, state con noi. Nuovo in diretta con Focus TG, ieri la 50ª edizione della Voga Longa a Venezia che ha fatto registrare numeri record. Quasi 10.000 rematori da tutto il mondo, 28 nazioni rappresentate, 2.282 imbarcazioni al via, per festeggiare Venezia ma anche per ricordare la fragilità della città, l'importanza di contrastare il moto ondoso e di andare in laguna a remi con calma e senza fretta. Così la Voga Longa ha festeggiato nel modo migliore l'edizione numero 50, nata nel lontano 1975 per rilanciare la voga alla Veneta. Grande successo della manifestazione, contrassegnata dal solito ingorgo di imbarcazioni all'ingresso del Rio di Canareggio dopo il colpo di cannone alla partenza scandito dal bacino di San Marco. Durante la mattinata alcuni equipaggi sono finiti in acqua senza conseguenze, subito recuperati gli occupanti, in un caso anche grazie all'intervento del personale CTV impegnato nel servizio di trasporto di linea. È una festa per tutti, sentiamo tutte le imbarcazioni da tutto il mondo, sono più di 40 paesi stranieri rappresentati, la maggior parte di imbarcazioni viene dall'estero, ci sono circa 300 imbarcazioni di voga alla Veneta, da Venezia e dalla provincia e una rappresentanza da tutto il mondo. Un'avventura che continua a trasmettersi di padre in figlia, di generazione in generazione. Ecco Bianca, nipote del mitico gallo e figlia di Antonio. Si riprendono i tempi lenti di Venezia, i tempi che ci piacciono, in questa città che è sempre frenetica, sempre presa dal turismo. Possiamo goderci questa giornata del remo, la nostra voga, la voga alla Veneta. Prima della partenza il minuto di silenzio per ricordare Duilio Stiger del comitato organizzatore, confermato anche il premio intitolato al grande Lino Toffolo, voluto da Promovetro con la famiglia Toffolo. Contenti di aderire all'iniziativa del premio Lino Toffolo, in quanto consorzio di promozione e tutela del diritto di Murano, e Lino Toffolo, l'istituzione sicuramente di Murano, che tutti noi ricordiamo con grande piacere. Questo premio nasce perché noi da sempre, da quando si inizia a Voga Longa, facciamo una gran festa a casa, magna e bevi le base, e che battiamo le mani ai barchi che passano. Tutto questo negli anni che ha fatto sì che diventasse un punto fisso di Voga Longa. Bueno, antes era una festa de famiglia, non solo per Voga Longa, ma per mio papà Voga Longa era importantissima, come Natale, Pasqua, Voga Longa. Quindi e dovevamo essere tutti pronti, e tutti alla mattina e mate, si mangia e bevi, magari amici, ma noi altri in prima fila, quindi festa. Grandissimo Lino Toffolo, io l'ho conosciuto bene perché era collaboratore del Gazzettino, che ogni tanto veniva nel mio ufficio e ovviamente ci facevamo molte risate. Vediamo il caldo record e quindi spiagge affollatissime. Siamo andati a vedere com'è la situazione al Lido di Venezia.
Da questo fine settimana e poi in rapida successione entro il 1° giugno tutti gli stabilimenti balneari del Lido di Venezia saranno aperti fino a metà settembre con il gran finale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Novità e tradizioni sull'arenile si fondono dove nacque il turismo balneare di inizio Novecento e Venezia quest'anno è l'unica città capoluogo di regione in Italia ad avere ben 3 stabilimenti inseriti nella prestigiosa guida dedicata ai migliori beach club d'Italia 2026. Dopo Excelsior e The Ben, quest'anno si aggiunge anche il Blue Moon in piazzale Bucintoro. Porta la spiaggia gestita dal comune all'interno di una guida molto prestigiosa. È più o meno la guida Michelin delle spiagge. Inoltre è stato citato come una delle spiagge più innovative d'Italia per tutte le innovazioni che abbiamo portato negli anni nella gestione della spiaggia. Venire qui al Lido di Venezia è già un'esperienza, già arrivarci, la magia del viaggio come suol dirsi, perché è un posto unico. Ci si arriva con un vaporetto, si percorre uno dei viaggi più belli che si possa fare e si arriva in spiaggia senza file e godendosi addirittura anche la vista di San Marco. Non solo le opere d'arte e i monumenti, Venezia, la città più bella del mondo, ha anche le spiagge, un indotto e traino economico per l'intera economia cittadina. Fare rete sia diventata la condizione primordiale per rilanciare una località turistica, 11 anni di attività, tanti progetti, 2 bandi vinti proprio per rilanciare il brand Lido ed oggi è la dimostrazione che 3 spiagge sono presenti all'interno di una guida importante, quindi la spiaggia del Lido non è più la spiaggia dei veneziani ma è la spiaggia di Venezia. È stata inaugurata l'aula didattica dell'Oasi Gemma nel quartiere di San Michele a Bassano del Grappa. Vediamo. Un'Oasi è un'aula didattica dedicata a Orfeo Reginato, storico presidente di quartiere nonché consigliere comunale, che è riuscito oggi a portare non solamente tanti amici e parenti ma anche 6 amministrazioni passate. All'Oasi Gemma, nel quartiere San Michele di Bassano del Grappa, nasce una nuova aula didattica e non poteva che essere intitolata a Orfeo Reginato, concittadino scomparso lo scorso anno, che tanto si è speso nella sua vita per la tutela e la valorizzazione di quest'area. All'ingresso dell'aula è stata appesa una targa in suo ricordo. Presenti alla cerimonia di inaugurazione non solo le autorità e i familiari, ma anche il coro Edelweiss Ana Montegrappa. Orfeo Reginato, a me piace ricordarlo come un tuttofare, era un vulcano, aveva tantissime idee, ma soprattutto amava la natura, amava gli animali, amava la terra e veramente ha donato, come dicevo prima, tantissimo del suo tempo alla salvaguardia di questi luoghi. Un modo per riportare a nuova vita l'Oasi Gemma con uno spazio pensato per tutta la comunità. Orfeo è una persona che ha lottato per mantenere viva quest'area ma soprattutto per tutelarla, per non farla diventare una discarica di rifiuti ma per farla diventare un'oasi che oggi è un paradiso, è un luogo naturalistico molto apprezzato non solamente dalla comunità di San Michele, che ringrazio per la cura che costantemente dedica a questo territorio, ma è un luogo che è nel cuore di tutti i bassanesi, quindi sicuramente un luogo che potrà essere nei prossimi anni anche valorizzato con iniziative non solamente didattiche ma anche culturali e naturalistiche. L'aula didattica dell'Oasi Gemma era di fatto una scatola vuota, il Consiglio di quartiere l'ha arredata, l'ha messa a punto in modo tale che per le scuole si possono fare tantissime attività. Il nostro sogno è quello di portare delle classi di qualsiasi, delle elementari, delle medie, a fare una lezione interattiva. Abbiamo una lavagna LIM e veramente possono fare una lezione diversa dal solito in natura. Bene, chiudiamo qui questa edizione di Focus TG. Vi ricordo che dalle 13:30, poco dopo le 13:30, riapriremo con lo speciale elezioni, andremo avanti ovviamente fino alla messa delle 18, ma vi daremo tutti i risultati che nel frattempo dovranno arrivare sulle amministrative, con i riflettori puntati in particolare su Venezia, con lo scontro tra Andrea Martella e Simone Venturini, e avremo dalle 13:30 fino alle 15, oltre ai collegamenti con le nostre troupe dai paesi in cui si vota, anche 2 ospiti importanti, 2 musicisti: Paolo Tagliamento, violinista di fama internazionale, giovanissimo, ha bruciato le tappe, qualcuno dice che è il nuovo Uto Ughi, e poi un grandissimo direttore d'orchestra
nostra Diego Basso, che fa concerti con le band di tutto il mondo. Quindi grazie, state con noi, torniamo dopo le 13:30.